Ciao ragazzi, bentornati nei luoghi magici in cui il mito di Giulietta è nato e in cui si alimenta tutt'oggi, ovvero la tomba e la casa. La tomba si trova qui, nell'ex convento di San Francesco, a 2 passi da Piazza Bra e a poco più di 1 chilometro dalla casa di Giulietta, che invece è nella centralissima via Cappello. Ma perché queste due collocazioni? Perché proprio qui? Partiamo dalla tomba. Il convento è citato nello scritto di Luigi da Porto, il capitano vicentino che visse a Verona per un certo periodo di tempo e che a sua volta aveva ripreso le confidenze e le indicazioni di questo luogo da Pellegrino, un arciere al suo servizio che gli aveva già parlato dell'amore di 2 giovani osteggiati dalle rispettive famiglie a Verona. Quindi tutto torna, no? Da Porto ambientò qui la morte degli innamorati e questo è il sepolcro che avrebbe ospitato Giulietta. Il luogo del dramma, la finta morte, la disperazione di Romeo che si toglie la vita, imitato di lì a poco dalla sua amata. Ebbene, il sarcofago recita una parte fondamentale nella creazione del mito di Giulietta, un dietro le quinte dai risvolti davvero molto particolari. E a questo punto va introdotta una figura tutta veronese, Girolamo dalla Corte, uno storico letterato con uno spiccato senso creativo, diciamo così. Era infatti uso in quel periodo, parliamo intorno al 1500, che delle famiglie benestanti andassero a caccia, tra virgolette, di sepolcri anonimi, senza epigrafi né stemmi o altro elemento che avesse richiamato un nome ben preciso. Per farvi capire, ci fu una famiglia, in Ogarola, molto potente all'epoca, che tentò, senza riuscirci, di avvocare a sé la tomba addirittura di Mastino I della Scala. Lo facevano per inventarsi una genealogia, forse per risparmiare, forse per avere una scorciatoia ai suoi tempi, chissà. Dalla Corte aveva visto questo sepolcro da bambino, su indicazione di uno zio, un sepolcro senza proprietario né dentro né fuori, e questo diventò il sarcofago di Giulietta. Del resto, il cosiddetto cuscino funebre c'è, come pure l'alloggio cefalico di forma ovale, accorgimento riservato a deposizioni particolarmente importanti. Ma chi ospitò veramente questo sarcofago è e rimarrà un mistero. Quello che è certo è che venne utilizzato dalle donne che vivevano nel convento come lavello, come testimoniano gli scoli ora otturati, ma che per l'immaginario creato dalla leggenda erano le prese d'aria create da Fra Lorenzo, il confessore dei 2 amanti, per permettere a Giulietta di respirare mentre si fingeva morta. Insomma, dalla corte ci mise lo zampino e vedremo come la sua azione ebbe un impatto fortissimo a livello internazionale, gettando le basi di un turismo che avrebbe elevato la città di Verona a meta dell'amore nei secoli a venire. Insomma, continuate a seguirmi.